Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Violenze e minacce mafiose per scoraggiare gli acquirenti di case e terreni all'asta nel territorio di Paternò. 56 gli indagati nell'operazione Atena, tra loro anche il sindaco Nino Naso. Era gentilissimo, mi sono fidata. Arrestati 2 palermitani per lo stupro di una turista canadese. Aveva conosciuto l'inserviente nell'ospedale dove era ricoverato il suo fidanzato. Nuovi esposti contro il ponte sullo Stretto, li hanno presentati 40 professionisti evidenziando irregolarità nelle procedure. Nel pomeriggio il leader 5 Stelle Conte arriva a Messina. L'ex quartiere a luci rosse di Catania, San Berillo, tra palazzi fatiscenti e nuove attività. I residenti chiedono più sicurezza e decoro. Anche Favara a secco, cittadini esasperati in piazza per protestare contro i disagi causati dall'emergenza idrica. Ryanair nel mirino dell'antitrust, 17 tratte gestite in regime di monopolio. Sotto attenzione anche i servizi aggiuntivi come i bagagli che fanno lievitare i prezzi. Al Vinitaly la vetrina delle eccellenze mostra etichette di vino ma anche di olio. Studenti siciliani premiati dalla Presidente del Consiglio Meloni. Calcio, il Catania vince il derby con il Messina, adesso i rossazzurri vedono i playoff. Per il Messina Salvezzo è rinviata. Violenze e minacce mafiose per scoraggiare gli acquirenti di case e terreni messi all'asta nel territorio di Paternò. È tutto per favorire l'imprenditore di turno che si è rivolto al clan Morabito Rapisarda. Tra i 16 arrestati dai carabinieri a Catania anche un ex assessore comunale, mentre tra gli indagati c'è il sindaco di Paternò Nino Naso. I dettagli nel servizio di Roberta Lunghi. Il modus operandi delle turbative d'asta era il classico, e cioè quello dell'avvicinamento dei soggetti interessati all'acquisto che andavano allontanati con intimidazioni. È partita dalla denuncia di un imprenditore minacciato l'inchiesta dei carabinieri di Paternò, coordinati dalla Didia Etnea, che ha svelato gli interessi del clan Morabito Rapisarda di Paternò, riconducibili al clan catanese Laudani, sul controllo delle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e Siracusa. 16 gli arresti dei carabinieri del comando provinciale di Catania, oltre a un provvedimento di divieto di esercitare la professione per un anno a un avvocato siracusano che avrebbe operato per orientare una vendita. 8 le aste inquinate scoperte e il fine era sempre lo stesso. Tutto questo per agevolare il soggetto che voleva essere, per così dire, che si voleva far destinatario dell'acquisto, che ovviamente in cambio ricompensava l'organizzazione criminale che l'aveva favorito. La cifra in percentuale incassata dal clan variava a seconda dell'importo del bene. In un'occasione sono state versate nelle casse della famiglia mafiosa 25.000 euro. I soldi spesso andavano in condivisione con il gruppo Assinnata, articolazione della famiglia Santa Paola Ercolano di Catania, che certifica un patto di coabitazione tra i clan. Tra i 17 destinatari di provvedimento cautelare anche Pietro Cirino, ex assessore comunale di Paternò, che avrebbe messo a disposizione dei clan il proprio bagaglio di conoscenze e le proprie entrature nella politica locale, ma anche un imprenditore agricolo, Francesco Di Perna, che avrebbe messo a disposizione un suo capannone per i summit mafiosi. Nell'indagine è scoperto anche un cospicuo traffico di droga che ha portato al sequestro di 71 kg di stupefacenti. Tra i 56 indagati dell'inchiesta, che si articola su più filoni, anche il sindaco di Paternò, Antonino Naso, eletto con delle liste civiche nel giugno 2022. Il reato ipotizzato è di scambio elettorale politico-mafioso. Arrestati 2 palermitani che a novembre scorso hanno violentato una turista canadese. La donna ha raccontato ai carabinieri: era gentilissimo, mi sono fidata. Marco Gullà. Quell'uomo era gentile e mi sono fidata. Inizia così il racconto di una ragazza canadese violentata da 2 uomini a Palermo nel novembre dello scorso anno. A distanza di 4 mesi e mezzo, 2 palermitani oggi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. La turista canadese ha incontrato il suo violentatore in ospedale, dove era andata a trovare il fidanzato ricoverato. In difficoltà perché non conosceva l'italiano e perché era a Palermo per la prima volta, ha chiesto all'uomo, un inserviente, una serie di informazioni
informazioni. Da lì è iniziato il suo incubo. La vittima si è fidata, ha trascorso la serata con l'uomo, è stata fatta ubriacare, poi tutto è cambiato. Ero felice, mi stavo divertendo, quindi non mi sono resa conto del tempo che passava. Lui era gentilissimo, ha raccontato ai carabinieri. I due hanno poi raggiunto un amico e la violenza si è consumata nella stanza del B&B dove la donna canadese alloggiava. La vittima, che aveva i dati del profilo Instagram dell'uomo, ha indicato chi fosse agli investigatori. Così sono iniziate le indagini, le ricerche del complice e oggi gli arresti. E ancora in primo piano il ponte sullo Stretto. Nel pomeriggio arriverà a Messina Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, mentre un gruppo di professionisti ha presentato un esposto alle procure di Reggio Calabria e Messina. Francesco Triolo. Oltre 40 professionisti, magistrati, avvocati, docenti universitari sul piede di guerra contro il ponte sullo Stretto, con uno esposto presentato alle procure di Reggio Calabria e Messina e alla Corte dei Conti, che fanno il paio con quelle di Alleanza Verdi e Sinistra e PD al Tribunale di Roma. I professionisti hanno messo insieme carte e documenti per contestare la legittimità del ponte anche dal punto di vista procedurale, soprattutto gli ultimi 2 passaggi dell'iter, il parere del Comitato Scientifico della Stretto di Messina e la successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione della stessa società. Ai magistrati si chiede di verificare che tutto sia stato fatto secondo le norme e in maniera regolare. I 40 firmatari hanno evidenziato come le 68 raccomandazioni dimostrano una piena consapevolezza della irrealizzabilità dell'opera allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle sperimentazioni fatte. Tra i vari appunti quello che la macchina che dovrebbe testare la tenuta dei cavi portanti del ponte sullo Stretto deve essere ancora concepita e costruita. In più sostengono il nuovo progetto non ha mai avuto una valutazione di impatto ambientale positiva e ha incassato parere negativo riguardo l'incidenza dell'opera sui siti della rete Natura 2000 tutelati dall'Europa. Intanto oggi pomeriggio a Torrefara arriverà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per un sopralluogo sui luoghi oggetto di espropriazione dove dovrebbe sorgere il pilone ed un incontro con gli abitanti ed i comitati No Ponte. Andiamo a Catania, a San Berillo, l'ex quartiere a luci rosse, tra attività ricettive e palazzi fatiscenti. I residenti al microfono di Emanuela Corsi chiedono più sicurezza, decoro e maggiori controlli. Pulizia sicuramente, poi sicurezza anche quella. Pulizia e sicurezza. Chi vive nello storico e antico quartiere di San Berillo, tra attività ricettive e palazzi fatiscenti, chiede maggiori controlli. Siamo in una zona centrale della città, a pochi passi dalla Feroluni, piazza Stesicoro e il Duomo, e quello che vediamo sono soprattutto cumuli di spazzatura lasciati sulle principali vie della zona che fanno indignare residenti, turisti e passanti. Penso che i residenti vorrebbero la zona pulita. Qui si trova il palazzo della Sovrintendenza per i Beni Culturali. Pochi metri più avanti c'è una discarica. Nel quartiere non c'è soltanto un problema di rifiuti. Nel fine settimana appena trascorso la polizia, grazie ai cani antidroga, ha sequestrato una busta con 120 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, nascosti in un anfratto di un palazzo abbandonato, a conferma di un'attività di spaccio al minuto. Nelle ore serali c'è anche un problema di sicurezza, ci dicono. Spesso nella zona scoppiano liti e risse. Sicurezza alla sera non ce n'è proprio completamente, perché è pieno di extracomunitari. Bisogna stare attenti, molto attenti. È quello che è, lo conosciamo. San Berillo, nonostante tutto, resta uno dei quartieri più affascinanti di Catania e sono tanti i turisti che scelgono di percorrere le sue vie nella parte più antica della città. Ci spostiamo in un'altra zona di Catania, Piazza Europa, di recente riqualificata con fondi europei, ma che già mostra evidenti segni di degrado. Tonino De Mana. Siamo sgomenti, siamo esterrefatti come associazione di categoria delle condizioni in cui versa Piazza Europa a pochi mesi dalla sua ristrutturazione, dal suo restauro. L'indignazione di Franz Cannizzo, presidente di Abetnea, è quella dei tanti catanesi che, dopo aver atteso la riqualificazione di Piazza Europa, se la ritrovano già in condizioni di evidente degrado, lasciando perdere la spazzatura che trabocca dai contenitori, i vetri disseminati e le tante fioriere che somigliano sempre più a cestini per i rifiuti. Piazza Europa è l'immagine simbolo del vorrei ma non posso. Abbandonato da anni, finalmente il salotto buono di Catania ha ricevuto le giuste attenzioni, ma l'inciviltà, la mancanza di controlli e l'approssimativa
gestione hanno già reso vani parte degli interventi. Davvero un peccato vedere le tecnologiche panchine smart ridotte in questo stato, dove è impossibile persino accomodarsi. E che dire dell'area fitness vandalizzata con uno degli attrezzi già fuori uso e rimosso per evitare che venisse addirittura rubato. E che fine faranno gli alberi? Con la siccità e la scarsa irrigazione, la terra secca lo dimostra, non dureranno a lungo. Questo Leandro dovrebbe fiorire a maggio, ma difficilmente ciò avverrà. Un'altra piazza, questa volta a Sannullo, non ha ricevuto finanziamenti europei e resta comunque nell'oblio. Si intravedono le banchine in piazza Impastato, non sono smart come quelle in piazza Europa, ma sono lo stesso inaccessibili perché l'erba alta non consente di mettere piede. Da queste parti il rischio incendi è elevato, così qualcuno si accorgerà di questa piazza soltanto quando arriveranno i mezzi di soccorso. A Favara, grosso comune dell'Agrigentino, manca l'acqua come in tanti altri comuni siciliani, la gente esasperata è scesa in piazza. Davide Sardo. Come già paventato da più parti, la crisi idrica perdurante che attanaglia la provincia agrigentina rischia di sollevare problemi di ordine pubblico e le comunità sono già in agitazione, come a Favara, circa 35.000 abitanti in provincia d'Agrigento, dove l'acqua attualmente è erogata ogni 8-10 giorni. La popolazione è avvilita, esasperata e ha deciso di mobilitarsi in piazza per gridare il proprio disagio. Abbiamo fatto 2 manifesti, Favara a sete e l'acqua quale vita, e noi vogliamo vivere, perché oggi questo diritto, il diritto ad avere l'acqua giornalmente, qua soprattutto nel nostro territorio a Favara, sta mancando e questo non è più tollerabile. Il servizio idrico non si fa facendo le preghierine perché piova, il servizio idrico si fa programmando gli interventi sulle reti idriche con l'abbrodo, sugli invasi, sul reperimento di nuove fonti d'approvvigionamento. Favara non è un'eccezione, tanti altri comuni agrigentini sono assetati come in tutta Sicilia, gli invasi sono a secco, in decenni non si è stati capaci di pulire i fondali, di tamponare la dispersione idrica che oggi è al 50%, di insediare altri invasi, di installare i dissalatori. Tanti sono stati gli annunci e proclami di tanta gente votata dai cittadini e che poi se ne è infischiata. Adesso i nodi sono al pettine. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. E adesso andiamo a Verona per il Vinitaly, grande vetrina delle eccellenze anche siciliane, vino, ma non solo, c'è anche l'olio. Ci colleghiamo in diretta con Luca Ciliberti. Buongiorno Lorena, buongiorno ai telespettatori di Telecolor, Padiglione 4, sempre nello stand della Sicilia dove espongono 139 cantine eccellenze siciliane, tra l'altro di queste una ventina sono entrate tra le migliori cantine del mondo, quindi vuol dire che sul vino siciliano c'è grande interesse, c'è grande conoscenza e insomma c'è anche grande vendita, perché qui si stanno facendo in questo periodo, in questi giorni, in questi 4 giorni, tanti affari. Questo è come diceva il padiglione della Sicilia, ma oggi al Vinitaly è arrivata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha posticipato di un giorno la sua visita prevista ieri, perché la Presidente Giorgia Meloni non ha voluto mancare questo appuntamento. Il Presidente del Consiglio da sempre ha difeso l'agricoltura siciliana, lo ricordiamo, il Ministro per l'Agricoltura è il cognato Lollobrigida, insomma, che era presente con lei proprio a difesa dell'agricoltura e del settore vitivinicolo siciliano, anche se fuori da questo padiglione, da questo ente fiera di Verona, ci sono i trattori che continuano nella loro protesta contro le politiche europee, e siccome la prossima scadenza elettorale sono proprio le politiche europee, Giorgia Meloni ha voluto difendere quello che è l'Italian style nell'enogastronomia appunto italiano, diffidando da tutti coloro che spacciano prodotti italiani con prodotti anzi contraffatti con l'Italian sounding. Oggi è anche la giornata del Made in Italy, quindi una giornata anche questa fortemente voluta da questo governo, ha ribadito Giorgia Meloni nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci. E proprio su questa questione del Made in Italy Giorgia Meloni ha lanciato il liceo del Made in Italy, quindi proprio degli studi ad hoc per raccontare
celebrare le eccellenze italiane che abbiamo ammirato e che continuiamo a ammirare anche in questo padiglione della Sicilia. Poco fa la presentazione di un vitigno autoctono siciliano che non esisteva più da decenni, ripreso, pensate 20 anni fa, quest'anno la prima produzione del Vitrarolo, un'uva appunto dimenticata, un'uva antica siciliana. Serve anche questo, ricerca, innovazione, insomma, e anche in questo caso commercializzazione. Poi una bella notizia che è arrivata proprio da Verona inaspettatamente: c'è stato un istituto agrario siciliano, l'Istituto Bella Damiani di Marsala, che è stato premiato perché tra tutti gli istituti agrari italiani è stato quello che ha prodotto il miglior vino d'Italia. Il riconoscimento è arrivato proprio dalle mani del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Noi abbiamo sentito questi ragazzi, i professori che sono qui e stavano ancora festeggiando, e insomma proprio qui al Vinitaly abbiamo ripreso anche il momento della consegna della targa. Su questo servizio, dopo questo servizio, anzi, vi restituiamo la linea. Leone Gaspre, sesso speciale. Giorgio Amato dell'Istituto Agrario. Sant'Angelo Marco. Antonino Daus. Allora, Preside, è di Marsala il miglior vino realizzato dagli istituti agrari d'Italia, cioè questo è un premio importantissimo. Un premio, un riconoscimento, una sorpresa assoluta. Devo ringraziare veramente i ragazzi, i professori che si impegnano quotidianamente nei nostri terreni dell'azienda agraria e che quest'anno hanno prodotto questo prodotto che è una chicca. Allora, sentiamoli, no? Che caratteristiche ha questo vino che avete prodotto a Marsala? E allora, intanto è uno Zibibbo, il nome vero è un Moscato d'Alessandria. In altre località come Pantelleria viene utilizzato per la produzione dei passiti, noi invece da diversi anni che lo vinifichiamo come vino fermo, e i risultati si sono visti con questo bellissimo premio, diciamo inaspettato. Sapevamo che era un ottimo vino, ma da lì a giudicarci il primo posto è stata una bellissima emozione. Grazie ai ragazzi che si dedicano con impegno, passione e anche un pizzico di gioco, perché se non c'è questa gioia nel lavorare non si raggiungono questi obiettivi. Grazie a loro. Allora, uno su tutti, immagino che da grandi, insomma, cosa volete fare? Iniziando questo percorso non pensavo che sarei arrivato a questo punto, che mi sarei appassionato dell'enologia, ma io penso di voler continuare con questo percorso e di ampliare ancora di più le mie conoscenze in questo settore. E altre interviste, altri approfondimenti andranno in onda nel Focus dedicato appunto al Vinitaly subito dopo il nostro telegiornale. Andiamo avanti con le altre notizie. Ryanair nel mirino dell'antitrust sia per le tratte gestite secondo l'accusa in regime di monopolio, ma anche per i servizi aggiuntivi come i bagagli pagati a caro prezzo. Il servizio di Maglio Viola. Abuso di posizione dominante. L'antitrust apre un'istruttoria nei confronti di Ryanair accusandola di voler estendere il proprio potere di mercato all'offerta di altri servizi come quelli turistici o alle agenzie di viaggio. La compagnia irlandese dunque è ancora nella bufera dopo lo scontro prolungato con la regione siciliana dei mesi scorsi per il caro voli, con le istituzioni che hanno più volte contestato un costo troppo elevato dei biglietti. Secondo l'autority guidata da Roberto Rustichelli, il vettore aereo impedirebbe la vendita dei biglietti alle agenzie allo scopo di sostituirsi anche ai tour operator e alle agenzie di viaggio e di mantenere alto il prezzo. Ora Ryanair avrà 8 giorni per rispondere e giovedì 18 aprile i suoi rappresentanti potrebbero presentarsi in audizione al collegio dell'antitrust. Se la difesa non convincerà l'autority, la compagnia low cost sarà obbligata a rimuovere tutti i presunti ostacoli. Secondo i dati di ENAC, inoltre, la compagnia gestirebbe 17 tratte in totale monopolio in Italia, una situazione questa che si aggiunge alla bassa concorrenza operata in generale e che aumenta il rischio di rincari in vista dell'estate. Secondo uno studio sui costi aerei, inoltre, lo stratagemma più usato dalle low cost sarebbe quello del costo dei bagagli e proprio dei servizi aggiuntivi. Nel post pandemia proprio il costo del bagaglio è aumentato del 230%, passando per il bagaglio a mano in cabina da una media di poco più di 10 euro a tratta una media che supera i 30 euro. Insomma, una corsa al rialzo dei prezzi dei biglietti aerei che sembra inarrestabile. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare e commentare il derby Catania-Messina, finito come sapete con la vittoria del Catania. Tra poco.
Siamo al calcio, il Catania vince il derby col Messina e adesso vede la salvezza, dunque i play-off. Marco Carli. 20.000 tifosi che esultano con i giocatori. Il quadro finale di un derby tirato, ma in cui il Catania ha messo cuore, orgoglio e anche qualità, quello che è mancato in tanti precedenti in campionato. Col Messina vittoria doveva essere, vittoria è stata, merito di un primo tempo e anche oltre, in cui gli etnei hanno tenuto in mano il pallino del gioco. Nei primi minuti Fumagalli ha salvato 2 volte, prima su Di Carmine, ben imbeccato da Peralta, che sa dare qualità e imprevedibilità. Peccato per la sua uscita anticipata per un problema al ginocchio, da valutare anche Zammarini, che si è fermato durante il riscaldamento. Il portiere giallorosso si ripete sulla punizione diretta all'incrocio di Cicerelli, poi il contestato episodio del rigore che ha risolto la partita. Di Carmine segna e torna al gol anche in campionato. La vittoria era importante per noi, per la piazza, insomma sapevamo che il derby è una cosa, una partita molto sentita, ma per noi era importante per raggiungere prima possibile i punti che ci servivano. Forse non ho mai visto il gruppo così unito, perché hanno capito il momento e non è mai troppo tardi. Le sofferenze non sono mancate anche nel primo tempo, con il triplo salvataggio con la palla che non entra grazie agli interventi di Bois 2 volte e di Castellini. Troppo importante portare a casa i 3 punti che potevano essere messi in cassaforte con il colpo di testa di Cianci a inizio ripresa e che rischiavano di sfuggire nell'ultima mezz'ora condotta dal Messina. La difesa comunque regge, anche se non manca il brivido finale con la traversa di Signorile. Complici le sconfitte della Virtus Francavilla e del Monopoli, che perde per questo gran gol di Riggio del Taranto segnato da centrocampo. Domenica con il Sorrento c'è il primo match point per provare a chiudere la corsa salvezza. Servirà lo stesso atteggiamento visto nel derby. La sconfitta, il Messina ha invece rinviato l'appuntamento con la salvezza matematica. Sergio Colosi. La prestazione c'è stata, il risultato positivo no. Messina ha dominato per quasi un tempo dal Catania prima di scuotersi e giocare una buona ripresa, sfiorando il pari con la traversa scheggiata da Signorile al minuto 97. La classifica è una sentenza. A 2 giornate dalla conclusione, capitolo quasi chiuso in chiave play-off, mentre per la salvezza serve almeno un punto. Giacomo Modica non cambia il Messina e gioca il derby con 3 esterni offensivi e Plescia in attacco. La novità è Ragusa per Emmausso, entrato dopo il riposo. L'inizio non è autoritario né da squadra che esalta il collettivo. I 21.000 del Massimino pesano sull'approccio alla gara dei giallorossi, che subiscono tanto con Fumagalli decisivo, fino all'episodio del rigore contestato, l'ennesimo di una stagione a dir poco sfortunata. Per l'ennesima volta si sbaglia, quindi c'è amarezza in questo, perché purtroppo stiamo andando a casa con una sconfitta, però mi tengo stretta alla prestazione di questi ragazzi che ancora una volta hanno dimostrato grande applicazione, grande abnegazione. Il Messina, fino a quel punto sfilacciato e impreciso, rientra in partita con i tentativi di Zunno e Frisenna. La ripresa palo a parte di Cianci offre un'altra versione della squadra peloritana, che sviluppa gioco e azioni sino al brivido finale di Signorile. Dalla seconda parte di gara bisogna ripartire per preparare la sfida salvezza contro il Potenza, che è già in ritiro e esonerato i suoi vertici tecnici dopo il KO interno contro il Foggia. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro focus dedicato al Vinitaly. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.